Buongiorno, è martedì 24 febbraio, buongiorno Sicilia, come sempre alle 8 del mattino. Cominciamo la nostra giornata con la visita ieri del Presidente della Repubblica Mattarella a Niscemi, una città ferita dalla frana, un abbraccio collettivo e poi le tante voci degli sfollati, l'appello a non lasciare solo il territorio. Prima di lasciare la città, il Capo dello Stato ha fatto anche una tappa nella scuola Mario Gori, dove sono state trasferite le classi rimaste senza sedi. Vediamo il servizio. Un applauso lungo, caldo e ininterrotto ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato per testimoniare la vicinanza dello Stato a una comunità, quella di Niscemi, travolta da una frana che ha spezzato quartieri, case e vite. La visita inizia dall'alto e in elicottero Mattarella sorvola l'area colpita per rendersi conto dell'estensione dei danni, poi l'ispezione nella zona rossa, il perimetro dove il terreno ha ceduto e dove oggi restano solo macerie, transenne e silenzio. In piazza davanti al municipio lo attende una folla composta ma carica di emozione. Grazie Presidente, gridano in coro, e tra le strette di mano e gli sguardi si leva anche un appello: non si dimentichi di noi. Tra i volti segnati dal dolore c'è quello di Roxana. La sua casa si trovava a pochi metri dal baratro aperto dalla frana. Oggi vive ospite da parenti con poche cose salvate in fretta. Davanti al Capo dello Stato racconta la sua storia, simbolo di oltre 1500 sfollati. Gli ho detto abitavo, ormai non abito più, a 20 metri dal taglio. E anche lui giustamente si è dispiaciuto, mi ha detto: allora hai perso tutto. Sì, ho perso tutti i miei effetti personali, i miei ricordi. So tutto. Poco distante Roberto, architetto, non riesce a trattenere le lacrime. La sua abitazione è stata tra le prime a crollare. Il dolore riaffiora mentre prova a spiegare cosa significhi perdere tutto in un attimo: la casa, i ricordi e una vita intera. Speriamo che la prima cosa che facciano è il risanamento del costone, il convogliamento delle acque, perché è una cosa importante, perché fra 10-20 anni ci ritroveremo questa è la chiesa madre. Questa, se ne andranno anche loro. Prima di lasciare la città, il Presidente fa tappa nella scuola Mario Gori dell'Istituto Giovanni Verga, dove sono state trasferite le classi rimaste senza sede. Chiede sorridendo di non essere interrogato, strappando un attimo di leggerezza a chi, oltre alla scuola, in alcuni casi, ha perso anche la propria casa. Un gesto semplice in una giornata carica di significati. Per Niscemi resta la speranza che a questo abbraccio seguano risposte concrete, perché il tempo dell'attesa qui è già finito. E allora vediamo come stamattina i giornali riportano questa visita un po' inaspettata, un po' a sorpresa del Capo dello Stato a Niscemi. Siamo su Repubblica, l'edizione di Palermo. Mattarella tra gli sfollati di Niscemi: grazie, ma ora non ci abbandoni. L'appello dei cittadini sconvolti dalla frana: rischiamo di perdere pure la nostra identità. Un incontro con la madre di Aurora, morta sulla provinciale: rimettiamola in sicurezza. E poi ancora leggiamo di un evacuato: siamo felici di accogliere il Presidente, la sua presenza è il segnale che lo Stato c'è. Questa era Repubblica Palermo, che poi, vedete, fa un approfondimento su droni e laser di precisione salvati dai vigili del fuoco, 350 volumi della biblioteca. Ma leggiamo anche dalle pagine della Sicilia, pagine interne della Sicilia. Eccolo qui il titolo riportato: pronto, sono Sergio Mattarella e il Presidente vola sulla frana, lavoriamo per il vostro futuro. La visita inaspettata, l'incontro con il sindaco, i soccorritori, gli sfollati del 25 gennaio. Poi la tappa, come abbiamo visto anche nel servizio del nostro GR Italia, alla scuola Mario Gori, con gli alunni tra i sorrisi e i selfie con le maestre. Per favore non interrogatomi, così nonno Sergio ha conquistato il cuore dei piccoli. Questo per quanto riguarda la visita improvvisa, come abbiamo detto, del Capo dello Stato ieri a Niscemi. Ma adesso siamo ad un'altra notizia: la truffa all'Unione Europea. L'ex senatore di Alcamo Nino Papani è stato rinviato a giudizio, con lui anche altre 9 persone. L'inchiesta è quella sui fondi regionali e comunitari destinati ai corsi di formazione in Sicilia, che per l'accusa sono stati o sarebbero stati usati per assumere come tutor e docenti i figli e i parenti di politici.
10 persone, tra cui l'ex senatore del PD di Alcamo Nino Papania, sono state rinviate a giudizio dal GIP di Trapani e giudice Samuele Corso con l'accusa di truffa all'Unione Europea. Nello stesso procedimento ha chiesto la messa alla prova Daniela Leotte, ha patteggiato 8 mesi l'ex allenatore di calcio Ignazio Chianetta, collaboratore dell'ente di formazione Cesifop. Al centro dell'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo e coordinata dai PM della sezione siciliana della Procura Europea Geri Ferrara e Amelia Luise, i centri di formazione Cesifop e Ires. Per l'accusa gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente quasi 9 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico Via, creato da Nino Papania. L'inchiesta dell'ottobre 2024 bloccò l'erogazione di ulteriori 2 milioni e mezzo. Il processo comincerà davanti al Tribunale di Trapani il prossimo 24 marzo. Adesso siamo a Catania, invece, monopattini elettrici per controlli più veloci nel centro storico della città. Gli agenti della Polizia Municipale salgono dunque sulle 2 ruote per presidiare un tratto di via Etnea che va da Piazza Duomo fino a Piazza Stesicoro, ma anche alla Villa Bellini. L'obiettivo è quello ovviamente di contrastare l'infrazione, l'abusivismo, garantire anche una maggiore sicurezza. Agenti monopattini per presidiare il cuore della città. A Catania parte da Piazza Università il nuovo volto della sicurezza urbana. La polizia locale sale su 2 ruote per controlli più rapidi ed efficienti. Il nuovo servizio Smart Polizia Locale, presentato oggi, è pensato per rafforzare la presenza degli agenti nelle zone a maggiore affluenza. L'idea è quella di coprire uno spazio fisico maggiore in tempi molto rapidi e quindi essere più presenti, più vigili, più attenti in alcune zone del territorio dove questa presenza è ritenuta opportuna proprio per garantire un servizio di prossimità all'utenza. Grazie ai mezzi messi a disposizione in comodato gratuito da Lime, gli operatori pattuglieranno l'isola pedonale, la Villa Bellini e l'intero asse via Etnea dal Duomo a Stesicoro. L'obiettivo è garantire controlli più capillari e interventi tempestivi contro infrazione al codice della strada, abbandono dei rifiuti, accessi non autorizzati nell'area pedonale, occupazioni irregolari di suolo pubblico, accattonaggio molesto e disturbo della quiete pubblica. Chiaro che non dobbiamo abbassare la guardia, quindi la presenza comunque di tutori dell'ordine in divisa, che siano poliziotti, carabinieri, guardia di finanza, militari o la polizia locale, certamente è un forte incentivo che migliora quella condizione di percezione che molto spesso lascia un minimo di preoccupazione. Un progetto che punta a coniugare innovazione, sostenibilità e sicurezza urbana, aumentando il presidio del territorio nelle zone simbolo della città. E vediamo questa notizia, la leggiamo dalle pagine interne del quotidiano La Sicilia. Agenti in monopattino, ha avviato ieri il servizio di prossimità Smart. Questo è dunque quanto viene riportato dalle pagine interne del quotidiano di Catania. Obiettivo: garantire nelle aree a maggiore affluenza interventi più tempestivi ed efficaci, oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale. Cerchiamo di leggere qualcosa in più, in particolare rafforzare la presenza degli agenti sul territorio, garantire nelle aree a maggiore affluenza interventi più tempestivi e efficaci, oltre che sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo è l'obiettivo principale del servizio Smart Police, avviato dalla Polizia Locale nel centro storico, con l'introduzione di monopattini elettrici a supporto delle attività appiedate di pattugliamento. I mezzi sono stati messi a disposizione in comodato d'uso da un apposito avviso di manifestazione di interesse. Questo per quanto riguarda le novità che sono inerenti al controllo della città. Ma restiamo sempre a Catania, perché l'onda verde è stata attivata contro gli ingorghi, semafori sincronizzati da via Vincenzo Giuffrida, angolo Corso delle Province, e anche via D'Annunzio. Tutto questo perché? Per migliorare la viabilità in uno dei tratti più congestionati di Catania. Funzionamento e prime impressioni, ma vediamo i particolari.
L'hanno chiamata onda verde ed è il modo per fare defluire il traffico sincronizzando i semafori di Corso delle Province e quello che vedete alle mie spalle con l'angolo con via Gabriele D'Annunzio. Semafori sincronizzati per evitare ingorghi e rallentamenti. È entrato in vigore il nuovo piano viario messo a punto dalla Polizia Municipale e dall'Ufficio del Traffico Urbano del Comune di Catania. L'onda verde, così è stata ribattezzata, permette ai mezzi in entrata di defluire rendendo più sicuro il tragitto, specie all'incrocio tra via Vincenzo Giuffrida e Corso delle Province, teatro in passato di gravissimi incidenti. Per me è un'ottima idea, perché evita lo stop di investire i pedoni, perché non si ferma nessuno allo stop. Ora col semaforo sono obbligati a fermarsi. In passato ci sono stati diversi incidenti mortali e questo garantisce un po' più di sicurezza. Più sicuro, più snello e meno rumoroso. Io lavoro qui, la cosa che ho notato fin da subito è c'è un po' più ordine, questo sì, e meno rumore. Vediamo come viene calibrato, secondo me finora anche la strada è molto libera. Dalle prime impressioni, pareri positivi, ma bisognerà aspettare qualche giorno per testare gli effetti. Per agevolare il deflusso delle auto tra le 7.30 e le 9.30 è stato disposto il divieto di sosta sul lato sinistro in modo da utilizzare entrambe le corsie di marcia. Adesso la notizia dell'ultima ora, la Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato 8.000 litri di gasolio contaminato in un distributore di Paternò. Il carburante era contenuto in cisterne interrate, il risultato fortemente inquinato dalla presenza di acqua. I controlli sono scattati dopo le segnalazioni di automobilisti che avevano riscontrato gravi danni ai veicoli dopo il rifornimento. I finanzieri della compagnia di Paternò hanno effettuato campionamenti nei serbatoi dell'impianto, confermando la non idoneità del prodotto alla vendita, disposto il sequestro delle cisterne, appositi sigilli per impedire la commercializzazione del gasolio. I gestori dell'impianto sono stati denunciati per frode in commercio. E a Gela invece i carabinieri hanno dato un'esecuzione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 39 anni, già sottoposto ai domiciliari per altri reati, per aver accoltellato la moglie. Nonostante i coniugi avessero inizialmente tentato di ricondurre le ferite riportate ad un fortuito incidente domestico, poi un sopralluogo dei carabinieri ha infatti rivelato uno scenario che è inequivocabile: tracce ematiche diffuse, evidenti segni di colluttazione, ambienti anche a soqquadro. Una volta posta in condizione di sicurezza e lontana anche dal marito, la donna ha trovato il coraggio di riferire una drammatica realtà di reiterati maltrattamenti fisici, anche psicologici, subiti già a partire dal 2023 ed ha poi formalizzato anche la denuncia. E adesso invece ci concentriamo sulle notizie, sui quotidiani regionali, almeno per il momento in edicola. Cominciamo con le prime pagine, siamo dunque sulla prima di Repubblica Palermo, l'apertura, abbiamo già visto la notizia, ne abbiamo già parlato, Niscemi si affida a Mattarella, lo Stato non ci abbandoni. E poi ancora sempre dalla prima pagina, il murale e le memorie di Militello per il primo festival senza Pippo. Queste alcune delle notizie che vediamo e ritroviamo sulla prima pagina del quotidiano Repubblica nell'edizione di Palermo. Adesso siamo sulla Sicilia di Catania, anche qui l'apertura la leggiamo, lo Stato che c'è, questo il titolo, Mattarella in visita a Niscemi, tra gli applausi degli abitanti, lavoriamo per il vostro futuro. E poi anche qui un richiamo a Pippo Baudo, ma stavolta legato al Festival di Sanremo. Nel nome di Pippo stasera si apre il Festival della canzone italiana e vedete per l'appunto Carlo Conte ma anche Laura Pausini. Un titolo internazionale, Dazzi, Trump non molla, stangata su chi proverà a fare il furbetto con noi. Queste diciamo sono le notizie sulla prima pagina della Sicilia. Leggiamo adesso invece il Giornale di Sicilia, anche qui la fotonotizia in prima pagina, l'abbraccio di Mattarella a una Niscemi in ginocchio. Poi ancora mazzette a Palermo, finiscono nei guai 4 impresari funebri. Cerchiamo di leggere un po' di più. L'inchiesta sulla racket
delle camere mortuarie, disposto l'obbligo di presentazione alla polizia, la grande inchiesta sul racket del carro estinto giunge al terzo capitolo e stavolta le misure cautelari colpiscono 4 fra titolari e impiegati di imprese funebri accusati di avere sganciato mazzette ai dipendenti della camera mortuaria degli ospedali Cervello e Villa Sofia, imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Domenico Anselmo di 47 anni che è titolare dell'omonima ditta. Poi ancora, vediamo un po', sempre dalla prima pagina del Giornale di Sicilia, prorogato il bonus voli in attesa della riforma, le misure per contenere il caro trasporti per le vacanze pasquali, treno speciale in dubbio, voucher per i viaggi dei familiari dei detenuti. Ancora, leggiamo il festival stasera al via, Conti, io meloniano, no, sono un uomo libero. Un richiamo in prima per quanto riguarda il calcio, ma ci torneremo più avanti. Il momento sì del Palermo, poi Ampalo marcia a ritmi record. Ora l'attacco rosa fa paura. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Vedete l'apertura obbligata anche in questo caso, Mattarella, lo Stato è con voi. Visita a sorpresa del Presidente della Repubblica Niscemi in incontro con gli sfollati. Anche qui, caro voli, la Regione proroga il bonus, come vedete sulla prima, poi sono due fotonotizie, una che riguarda proprio la città di Messina, polemiche dopo l'inchiesta sui rimborsi, Cuzzocrea vuole cambiare dipartimento, Piero Navarra, l'Ateneo sia neutrale, l'economista sull'ex rettore indagato, più giusto sospendere tutto, la rettrice Spatari può farlo e ancora un docente. E poi l'altra fotonotizia, come vedete, si alza il sipario sulla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana, da stasera tutti cantano Sanremo, un festival nel segno di Pippo Baudo. Queste le notizie sulle prime pagine, adesso approfondiamo alcune dei fatti che abbiamo già comunque visto, ma intanto partiamo dalla Sicilia con la prima pagina della città di Palermo, Bello Lampo, lite sul trattamento dei rifiuti, funzionamento ridotto dopo gli incendi del 2023 e ora l'apertura ai privati con un budget da 3,2 milioni. Sempre dalla prima pagina vedete il caro estinto, il business delle mazzette, ci sono nuove misure, c'è un nuovo filone di inchiesta della squadra mobile, coinvolti anche 4 titolari di imprese per le presunte imprese funebri per le presunte mazzette. E ancora sempre sulla prima, serra di droga e armi in casa, è stata arrestata una famiglia. Poi dai bus ai parcheggi fantasma, pasticci tra il Comune e l'AMAT, ordinati 60 mezzi, ma sfumano i fondi in alto mare, i progetti su 6 aree. Questa è la prima pagina dell'edizione di Palermo. Andiamo invece ad Agrigento perché si parla ancora di acqua, gli invasi saturi di detriti e fango, persi 10 milioni di metri cubi d'acqua a causa della mancata pulizia. Certo non si può dire che in questo inverno non ci sia stata la pioggia. Poi le altre notizie, picchia la moglie davanti ai figli, è stato denunciato, attivato il codice rosso nella circostanza, a Sciacca, videosorveglianza abusiva, è stato deferito invece un lavagista. Questa è la pagina di Agrigento. Adesso le altre notizie che leggiamo ancora da Repubblica Palermo, le pagine interne, ma riguardano sempre, come abbiamo visto, anche il problema della crisi idrica, 4 dighe piene per le piogge, ma l'acqua va in mare. Allora leggiamo di cosa si tratta. Il mancato collaudo fa sì che gli invasi di Agrigento, di Palermo, Trapani e Ragusa siano oltre i livelli di guardia autorizzati. E allora la pioggia non basta nell'isola stretta, nella morsa di effetti dei cambiamenti climatici che hanno contribuito a mettere in luce decenni di mancate manutenzione delle infrastrutture regionali. Le dighe riempite da un inverno decisamente più piovoso rispetto alla media del recente passato vengono ancora svuotate dall'uomo. Pensate, dalla diga Castello nell'Agrigentino alla Trinità nel Trapanese, passando per Lago Scanzano nel cuore del bosco di Ficuzza, alle porte di Palermo, fino alla diga di Santa Rosalia nel Ragusano. Questa è la realtà che viene raccontata questa mattina da Repubblica Palermo. Poi
Ancora, sempre dal quotidiano Edizioni di Palermo, giovane si suicidò al Pagliarelli, è stato condannato il ministero, risarciti i familiari di Samuele Bua, morto in cella nel 2018, nessuno era intervenuto per evitare che il giovane la facesse finita. Anche qui vedete un riporto dalla prima pagina, business del carro estinto nei guai, 4 impresari di imprese funebri. Adesso invece leggiamo anche le pagine interne della Gazzetta del Sud e il tema che ritroviamo è quello del caro voli, il bonus della regione, arriva la proroga per 5 mesi, è stato firmato il decreto da 15 milioni di euro per la conferma, la riduzione del 25% sulle tratte nazionali per tutti i residenti. ITA e Aeroitalia pronte ad attivare i biglietti già scontati. L'assessorato continua a valutare una riforma del sistema, in dubbio intanto il treno speciale per le vacanze pasquali che solitamente è stato attivato, diciamo, negli ultimi anni. E qui una notizia di cui ci siamo occupati anche con le nostre, con i nostri servizi questa mattina: la truffa per i fondi dell'Unione Europea, a giudizio l'ex senatore Papania, l'inchiesta sui centri di formazione Cesifop e IRES, a processo anche altri 9 indagati. Il GUP di Trapani, leggiamo, ha rinviato a giudizio con l'accusa di truffa all'Unione Europea 10 persone, tra cui l'ex senatore ed ex deputato regionale del PD, l'alcamese Antonino Papania. Ha chiesto la messa alla prova di Daniele Aliotta, patteggiato 9 mesi invece l'ex allenatore di calcio Ignazio Chianetta, collaboratore dell'ente di formazione Cesifop. Questo dunque quanto scrive questa mattina la Gazzetta del Sud. Ancora un'ultima notizia prima di chiudere la nostra rassegna stampa: nuovo caso Cuzzocrea all'università, l'abbiamo visto, è un richiamo dalla prima. Navarro, l'ateneo deve essere neutrale, l'ex numero 1 contesta la possibilità di cambiare dipartimento, mentre è in corso l'inchiesta sui rimborsi, interviene la rettrice Spatari, può presentare istanza secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti. La decisione del riesame, che lo ha inibito per 1 anno da qualsiasi attività in tutta Italia, è sospesa in attesa che venga trattato il ricorso in Cassazione. Questa la situazione. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, intanto quella regionale, ma intanto, come ogni mattina a quest'ora, andiamo a vedere qual è la situazione del traffico. Subito le immagini ci portano a Catania, siamo al Tondo Gioieni, circonvallazione, stiamo per l'appunto vedendo quanto ci mostrano le nostre telecamere, con un traffico che sì, a rilento, ma non mi sembra congestionato, almeno in questo segmento di circonvallazione. Vediamo anche qual è la situazione in via Vincenzo Giuffrida. Qui le auto, come vedete, in ingresso dalla città sono davvero tante, in questo momento rispettano i semafori, come avviene a quest'ora del mattino. Ci sono tanti pedoni che attraversano la strada e le auto che chiaramente si fermano, ma gli ingorghi comunque sono presenti, c'è parecchio traffico. Da via Vincenzo Giuffrida adesso siamo sulla parte bassa di viale Odorico da Pordenone in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico. C'è traffico ma non c'è il blocco. Adesso le nostre telecamere ci portano invece a regalarvi una bellissima cartolina della nostra Sicilia. Vedete per l'appunto l'Etna innevato e nel tutto il suo splendore. Non ci sono nuvole in questo momento, quindi possiamo ammirare anche la parte sommitale del vulcano, che possiamo vedere anche in parte, non in maniera integrale, però da Taormina, il golfo di Taormina, e vedete sullo sfondo l'Etna che è innevato. Tutto questo ovviamente quando sono le 8:24 del mattino. Ci fermiamo qui, almeno in questa fase. Fra poco riprenderemo, staremo di nuovo insieme, ci sarà la rassegna stampa, quella
nazionale. E poi vedo già comunque i primi collegamenti attivi con Sanremo. Anche oggi vi porteremo nella città dei fiori, il giorno, come abbiamo visto anche dai quotidiani, dell'inizio del festival. Stasera scopriremo quali sono le canzoni, come sono soprattutto le canzoni in gara per questa edizione. Ma tutto questo ovviamente nel corso del nostro Buongiorno Sicilia. A fra poco. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso apriamo una brevissima finestra, ma proprio breve, con Sanremo. C'è la nostra Emanuela Corsi, buongiorno, ti vedo davanti all'Ariston, appena 30 secondi per dire qual è l'atmosfera a quest'ora del mattino nella città del festival, in attesa che stasera i cantanti praticamente ci regalino le loro performance sul palco dell'Ariston. Buongiorno Angelo, buongiorno naturalmente a tutti i nostri telespettatori. Una finestra, come dicevi, per dirvi che in questo momento la città sta ancora dormendo. Tra poche ore questo diventerà un grandissimo palcoscenico a cielo aperto. Ci sono tante cose in programma per questa prima serata della 76esima edizione del Festival di Sanremo, ma vi racconteremo tutto tra pochissimo. Grazie Emanuela, fra poco sentiremo anche la nostra Veronica Barbarino, che è sempre a Sanremo, e quindi faremo anche un ping pong. Nel frattempo vi ricordo gli appuntamenti con Voci da Sanremo, perché nel corso della giornata avremo diversi momenti con la città dei fiori, perché alle 14:30 su Telecolor sino alle 15:30 avrete la possibilità per un'ora di essere informati su tutto quanto accade al Festival di Sanremo. Poi ci sarà una striscia tra le 17:50 e le 18:30 su Antenna Sicilia, sempre con Voci da Sanremo, e poi nella immediatezza della prima serata del festival dalle 19:28 a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor, in diretta proprio a pochi momenti dall'inizio del festival, pochi minuti dall'inizio del festival, i nostri inviati ci racconteranno che cosa succede, qual è l'atmosfera. Tutto questo però nel corso della nostra giornata. Adesso, fra poco torneremo a Sanremo, invece cominciamo a leggere anche le prime pagine dei quotidiani nazionali, e non solo le prime pagine dei quotidiani nazionali. Qui siamo con il Corriere della Sera, l'apertura è con la cronaca: poteva uccidere ancora. Fermato l'agente che sparò al pusher, l'ira di Meloni su chi sporca la divisa, la finta pistola messa vicino al corpo, l'accusa di omicidio, il capo della polizia delinquente. Questo è quello che scrive il Corriere sulla sua prima. Poi c'è il racconto del collega: girava con un martello, ho avuto paura. Questa la notizia di apertura. Poi sempre in evidenza sul Corriere: Londra è sotto shock, in arresto anche Mendelssohn, ha condiviso con Epstein carte riservate, l'ex ambasciatore, e leggiamo qualcosina, ci avremo il tempo, poi cercheremo anche di approfondire. La bufera Epstein continua a investire il Regno Unito dopo il principe Andrea, che è stato fermato anche l'ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, avrebbe condiviso carte riservate con Jeffrey Epstein. Altre notizie: Orbán blocca i fondi a Kiev, le sanzioni contro la Russia, ucraino 4 anni dopo, l'Europa fallisce nella sua promessa di sostegno all'Ucraina proprio alla vigilia del 4º anniversario dell'inizio dell'invasione russa. Il leader ungherese Orbán blocca i fondi europei destinati al sostegno per l'Ucraina. Oggi arrivano a Kiev il Presidente della Commissione, il Consiglio dell'Unione Europea, la von der Leyen e anche Costa. Poi ancora, così Putin resta prigioniero della sua guerra. La partita dello zar, c'è un approfondimento di Paolo Valentino sulla prima pagina. I dazi statunitensi, trattativa tra l'Unione Europea e gli USA, voto sull'intesa che è stato rinviato, e poi c'è anche una sorta di bilancio per quelli che sono stati i giochi olimpici invernali. L'intervista con il sindaco di Milano Beppe Sala. Giochi, Milano ha vinto la sua scommessa, dopo di me
le primarie. Un richiamo in prima, lo Stato lavora per Niscemi, la visita per l'appunto del Capo dello Stato ieri nella città colpita in maniera drammatica dalla frana. Adesso la prima pagina anche di Repubblica, in qualche modo l'apertura è pressoché uguale a quella che abbiamo visto sul Corriere della Sera. Arrestato agente killer, scudo penale e scontro. Rogoreto, il poliziotto, è accusato di aver ucciso un uomo disarmato. Pisani è un delinquente, la Schlein no all'immunità, Meloni non esiste. Insomma, ci sono diversi commenti su questa vicenda. Leggiamo: l'agente Carmelo Cinturrino è stato fermato con l'accusa di aver ucciso il 26 gennaio nel boschetto dello spaccio di Rogoreto un pusher a Milano. Le indagini hanno smentito la versione del poliziotto. Monsuri sarebbe stato colpito mentre scappava disarmato. Per il capo della polizia è un delinquente. Il polemica sullo scudo per le forze dell'ordine. La segretaria del PD Schlein no all'immunità preventiva. La replica della Premier Meloni: non esiste scudo penale. E poi vedete anche qui la notizia di quanto avviene, lo scandalo legato ad Epstein, in manette Mendelssohn. Dopo Andrea lo scandalo travolge anche l'ex ambasciatore britannico. E ancora quanto avviene invece in Messico, così il fentanyl trasformò El Mencho in capo narcos. E il fentanyl, motivo per cui è detto, cioè è questo trafficante il capo diciamo di una grossa diciamo, di un grosso cartello criminale in Messico, è stato ucciso, era diventato il re della più potente droga che l'umanità abbia mai creato. E poi sì, si parla anche sul Repubblica Nazionale di Mattarella Niscemi, tra gli sfollati un mese dal crollo. Poi Sanremo, vedremo diciamo più pagine che hanno a che vedere con lo spettacolo, ma intanto qui sulla prima si parla di Sanremo con la russa che rivuole Pucci, Conti, io meloniano, no libero. Insomma, poco a che vedere con la Kermesse canora. Adesso siamo sulla Stampa di Torino, vedete il titolo in alto, l'apertura, anche qui: arrestato l'agente, scontro sullo scudo penale. C'è una svolta nelle indagini sul pusher ucciso, voleva ammazzarlo, Salvini: non mi pento di ciò che ho detto. E poi l'Ucraina, Orbán imbarazza la Meloni, nel 4º anniversario della guerra Budapest blocca le sanzioni dell'Unione Europea a Putin e i finanziamenti a Kiev. Poi ancora leggiamo, e qui c'è una fotonotizia, vedete qual è la situazione in Messico: macelleria messicana, rivolta dei narcos dopo l'arresto del Mencho, capo del cartello della droga, almeno diciamo 62 i morti, così almeno scrive qui sulla prima pagina la Stampa. Altre notizie che però troviamo sulle altre testate. Siamo su Avvenire, che è il quotidiano dei vescovi italiani. Disarmare il sistema, la società civile si mobilita contro lo svuotamento della legge sull'export degli armamenti. L'Ucraina dopo 4 anni di guerra riconquista terreno, resiste ma paga in vite e anche in distruzioni. Poi il boss ucciso, la lotta ai narcos, guerra civile in Messico, i dazi. Trump insiste e minaccia i paesi che non si allineeranno a quelle che sono le sue indicazioni. Vediamo anche la prima pagina del Messaggero, il titolo principale, qui invece legato ai dazi. Leggiamo: dazi, lo stop dell'Europa, l'Europarlamento congela il voto dopo la sentenza della Corte Suprema statunitense, da oggi in America scattano le tariffe uguali per tutti al 15%. Trump, stangata a chi farà il furbo, Bruxelles basta caos, Tajani riunisce le imprese, nessuna guerra commerciale con gli Stati Uniti. Ma vedete anche sulla prima pagina del quotidiano romano: sparò al pusher, agente fermato, la rabbia di Meloni, divisa tradita, non c'è nessuno scudo penale incastrato dal suo DNA sulla pistola del morto. Questa è dunque
le notizie riportate sulla Prima, anche qui sul quotidiano Il Messaggero, Sanremo al via tra la politica e i soliti siparietti. Insomma, c'è un richiamo sia alla musica che alle polemiche. Vi faccio vedere anche il titolo in prima del Sole 24 Ore, un giornale esclusivamente economico. Il titolo principale è proprio su Trump: dazi più alti a chi fa giochetti, l'Unione Europea rinvia il voto sull'intesa con gli Stati Uniti. Poi ancora una curiosità, vedete, cacao, i prezzi crollati dopo il boom, meno 70% nell'ultimo anno, quindi insomma sono speranze che qualche cosa possa cambiare, e ancora il fisco prende ancora più tempo per recuperare gli aiuti di Stato. Lasciamo le notizie a carattere economico, adesso approfondiamo appena alcune delle notizie che abbiamo visto sulle prime pagine. Dal Corriere della Sera, eccolo qui, lo sparo e poi la messa in scena, Rogoreto fermato l'agente, così scrive, era disarmato il popolo del Boschetto che ha smentito la prima versione. Questa è la ricostruzione che viene riportata dal Corriere della Sera. La stessa notizia, vedete, anche sulle pagine interne di Repubblica. L'arresto del poliziotto che sparò al pusher può uccidere ancora. Milano, incastrato da testimoni, telecamere e anche tracce genetiche. Ai colleghi che lo hanno fermato nel parcheggio del commissariato ha detto: fate quello che dovete, perquisita la casa dove viveva con la compagna. La stessa notizia anche sulla Stampa di Torino: arrestato il poliziotto, ho messo io la pistola, temevo conseguenze. Poi a Milano il PM poteva uccidere ancora e fuggire a diversi alloggi, il testimone sul pusher stava scappando quando lui lo ha colpito. Questa, diciamo, la notizia di cronaca che abbiamo letto sulle prime pagine. Abbiamo letto soprattutto dunque anche con gli approfondimenti. Poi ancora la guerra dei dazi, cosa sta succedendo? L'Europa rinvia la ratifica, più chiarezza e rispetto degli accordi, resta sul tavolo l'intesa di luglio, l'Unione Europea cerca il dialogo, Bruxelles, manteniamo la calma. L'abbiamo visto dal Corriere della Sera. Altre notizie che abbiamo visto sempre sulle prime pagine, stavolta andiamo allo scandalo legato sempre ai file di Epstein. Londra, arrestato Mendelssohn, ex ambasciatore, rivelò segreti di Stato proprio ad Epstein. Grazie alle informazioni finanziarie suicida realizzava ricche speculazioni, l'accusa cattiva condotta in pubblico ufficio. Trema adesso il premier britannico Starmer. Adesso invece vi facciamo leggere e leggiamo insieme appena un'altra notizia sempre di cronaca, prima di chiudere la rassegna stampa, almeno per il momento. Domenico, gli indagati salgono a 7, i PM al GIP, subito una super perizia a Napoli, slittano autopsia e funerale, il Monaldi smentisce la famiglia, cartella clinica completa. Questa è una tristissima storia che ritroviamo anche sulle pagine. Andiamo a dunque Domenico, il mistero degli orari, operato prima dell'arrivo del cuore, solo un intervento iniziato, i sanitari avrebbero capito che l'organo era compromesso, illegale e spianto da posticipare. Insomma, questa è la situazione sui quotidiani. Facciamo un'altra finestra con Sanremo, andiamo, vediamo da chi, chiedo alla regia se è pronta Emanuela Corsi, credo sia Emanuela che anche la nostra Veronica Barbarino. Allora comincerei, visto che abbiamo già sentito Emanuela, un attimino anche da Veronica, breve diciamo ping pong. Buongiorno anche a te Veronica, ben svegliata da Sanremo. Buongiorno, sì, svegliata da pochissimo, però vabbè, ce la faremo, perché devi sapere che Sanremo non è che finisce qua, la sera c'è la nightlife, ci sono tutte le feste e quindi si fa un po' tardi, però è il bello anche di Sanremo. E noi ci troviamo qui in Piazza Colombo. Alle mie spalle c'è il palco che stasera ospiterà Gaia e nelle prossime serate invece i The Colors, poi Brescia, Gabbani e per concludere i Pooh. Allora grazie alla nostra Veronica, andiamo adesso da Emanuela Corsi.
Beh, noi ci troviamo, Angelo, davanti al luogo simbolo naturalmente del Festival di Sanremo. Siamo davanti al Teatro Ariston, dove tutto questa sera inizierà, ma il fermento qui nel comune rivierasco ligure già c'è da diverse ore. Da domenica possiamo dire che tanti visitano insomma queste strade del centro per vedere come si sta mettendo in moto la macchina del festival, e poi naturalmente nella speranza di incontrare qualche personaggio famoso. Saranno 30 i big in gara in questa prima serata, quindi sarà una lunga nottata. Sentiremo tutte e 30 le canzoni che parteciperanno appunto a questa 76esima edizione del festival. Il voto questa sera sarà soltanto della giuria della stampa TV e web. Si sceglieranno le prime 5 canzoni, quelle che sono piaciute di più, ma non ci sarà un ordine cronologico, poi insomma quello verrà svelato soltanto poi durante la finale. Chi sono i conduttori? Naturalmente Emanuela. Ritorna Carlo Conti. Carlo, Sì, allora ci fermiamo per adesso, perché apriremo una finestra più ampia fra pochissimo. Intanto avremo un ospite in studio, poi torneremo di nuovo da voi a Sanremo. Adesso però ci dobbiamo assolutamente fermare, una piccola sosta e poi il primo ospite della nostra mattinata. Buongiorno Sicilia. Allora, eccoci qui, abbiamo annunciato il primo ospite, lo trovo in studio, lo ritrovo dopo la sosta. Buongiorno al dottore Marco Furci. Buongiorno. Che è il responsabile della Breast Unit del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Buongiorno. Buongiorno. Allora, stamattina parliamo di tumore alla mammella, ma ne parliamo perché al Policlinico di Catania è arrivata la crioablazione. Ci spiega che cos'è? Sì, è una nuova procedura, abbastanza moderna, innovativa, mini-invasiva. Ci consente di distruggere un nodulo di tumore senza fare l'intervento chirurgico, quindi senza cicatrici, senza le conseguenze tipiche di un intervento chirurgico. Su guida ecografica, previa anestesia locale, un poco di anestesia locale, si inserisce una piccola sonda all'interno proprio del nodulo di tumore. Questa sonda è una sonda particolare, all'interno contiene una piccola scanalatura nella quale viene inserito un gas refrigerante che determina la formazione di una palla di ghiaccio, proprio una palla di ghiaccio che circonda, ingloba il tumore e ne determina la distruzione. Tecnicamente ci sono 3 fasi durante la procedura: una prima fase di congelamento in cui si forma questa palla di ghiaccio, poi si scongela e poi si ricongela. Ciascuna ha una durata di circa 10 minuti. Ci sono studi, diciamo, abbastanza numerosi, uno americano soprattutto, con un numero congruo di pazienti, che hanno dimostrato l'effettiva validità di questa metodica in termini di, noi la chiamiamo radicalità oncologica, cioè le recidive del tumore sono con questa metodica paragonabili a quelli della chirurgia tradizionale. Chiaramente è una procedura nuova che deve essere eseguita nell'ambito in determinati studi ben costruiti, diciamo. Non è una tecnica che può essere eseguita in tutti i tumori. Questi studi, diciamo, prevedono che il tumore non sia troppo grande, entro 1,5 centimetri, non più di 1,5 centimetri, e che abbia dei fattori istopatologici, noi li chiamiamo, delle caratteristiche di basso rischio, e che poi questa neoplasia non debba avere dato metastasi ai linfonodi ascellari. Quindi non tutte le neoplasie possono essere trattate con questa nuova metodica, solo alcune, e nell'ambito di ben determinati studi. Quella che abbiamo seguito noi era un caso pilota di una donna che per altre complicanze non poteva essere suscettibile di intervento chirurgico, non poteva essere eseguito l'intervento. Quindi o questo o niente. E la procedura è andata molto bene, è durato un 30-40 minuti. La sera ho dato un'occhiata ecografica al nodulo ed era praticamente scomparso e la paziente è tornata a casa. Quindi siamo molto soddisfatti di questa tecnica. Beh, questo testimonia come evidentemente l'evoluzione, come diciamo, gli studi, gli approfondimenti, la scienza aiutano e contribuiscono poi a fare stare bene
tutti, ma proprio tutti noi in qualsiasi campo. Diciamo che il Policlinico è tra i primi in Italia ad attuare questa tecnica. Sì, è senz'altro tra i primi, in Sicilia penso proprio il primo, ci sono alcuni centri nel nord Italia e noi siamo contenti di poterci unire, ora abbiamo uno studio pronto a partire, siamo fiduciosi che i risultati saranno quelli che noi ci attendiamo. Dottore, lei ha detto che è mini-invasiva, serve un'anestesia per... Sì, si fa un pizzico di anestesia locale e poi invece della cicatrice chirurgica è come una comune agobiopsia, molto simile a una comune agobiopsia, quindi rimane nella cute un piccolo forellino che nell'arco di un paio di giorni rimargina, non si vede proprio nulla. Quindi è una piccola puntura con un ago che sarà come quello proprio delle agobiopsie, quindi nessuna cicatrice, ripresa delle attività lavorative in giornata stessa, si ritorna a casa, è rapidissima la ripresa dell'attività. Questo chiaramente significa che evidentemente la scienza è arrivata ad una conoscenza tale da poter anche spingersi a intervenire in questo modo quasi diciamo a intercettare il male quando si sta per sviluppare. È proprio così. Due sono i concetti fondamentali. Primo, questo che accennava, la prevenzione, la diagnosi precoce. Più la diagnosi è precoce del tumore al seno, più i risultati sono soddisfacenti. I tumori considerati nel loro complesso, i tumori al seno, il 75% guarisce. Se consideriamo solo quelli effettuati, trattati con una diagnosi precoce, le percentuali sfondano il 95%, quindi sono veramente, veramente importanti. E poi è importante sottolineare che ogni tumore è diverso dagli altri, ogni tumore ha delle caratteristiche istopatologiche, noi le chiamiamo fattori istopatologici, delle caratteristiche che lo rendono peculiare. E noi in base a queste caratteristiche, primo, riusciamo a capire l'aggressività del tumore. Secondo, riusciamo a pianificare la strategia terapeutica, cioè non facciamo a tutti lo stesso trattamento. A ogni tumore facciamo il trattamento che sappiamo essere efficace per quello. Quindi per ogni tumore si fa una terapia mirata, una terapia specifica per quel tipo di tumore, per quel tipo di paziente, e quando la terapia è mirata, quando è specifica, ha alte chance di essere efficace. Questo è importante. Anche la crioablazione non può essere eseguita su tutti, chiaramente non sarà eseguita su tutti, ognuno ha la propria terapia. Dottore, prima mi accennava, prima di andare in onda, che sempre al Policlinico c'è un'altra tecnica che viene utilizzata. Sì, l'anno scorso è partito un progetto di mastectomia endoscopica e anche questa è una tecnica moderna, innovativa, che consente di asportare la ghiandola mammaria, quindi preservando la cute, il complesso areola-capezzolo, senza cicatrici. Si fa un piccolo taglietto nell'ascella e attraverso questo taglietto viene inserito uno strumento attraverso il quale a sua volta inseriamo una telecamera e gli strumenti tipici della chirurgia endoscopica. Quindi togliamo la ghiandola e poi facciamo la ricostruzione con protesi o con espansore. Chiaramente questo è un intervento che quando guardiamo la paziente dopo sembra un miracolo, cioè si guarda ed è come se non è stata operata, è proprio un bel risultato anche dal punto di vista psicologico oltre che estetico per la paziente. Quindi questo sì, ogni paziente il suo trattamento e l'attenzione alla ricerca, alle innovazioni tecnologiche, che è quello un pochino che la direzione generale, direzione sanitaria della nostra azienda ci spinge a fare. Prima di salutarci vorrei tornare di nuovo sulla prevenzione. Insomma, sappiamo che prevenire è fondamentale ed è importantissimo. La donna, stiamo parlando di tumore al seno, quando deve effettuare un primo controllo, se è necessario, quali sono magari, ci sono dei sintomi, qualcosa che si può avvertire? Sì. Allora, anche in questo caso c'è caso e caso, l'importante è la familiarità. Il fattore di rischio più importante che è riconosciuto attualmente è la familiarità, cioè aver avuto in famiglia parenti di primo grado col tumore al seno. Questo determina un lieve incremento del rischio di ammalare di tumore e quindi i controlli vanno cominciati presto, subito dopo i 20 anni, 22, 24. Si può continuare con la visita soltanto e l'ecografia. A 40 si fa la prima mammografia, intorno ai 40 anni si fa la prima mammografia, che in alcuni casi deve essere associata all'ecografia, in altri va da sola. Quindi i controlli sono annuali. E questi chiaramente non è che chi fa la mammografia ogni anno non sviluppa il tumore, però se lo dovesse sviluppare noi siamo in grado di trovarlo in una fase estremamente precoce, quando il tumore si è appena formato, quando si sta per formare, e trattandolo in questa fase le percentuali di guarigione sono eclatanti. Allora,
davvero buon lavoro per quello che fate, per le innovazioni che ci raccontate, per quello che quotidianamente insomma vi impegnate sul campo a realizzare. Grazie al dottore Marco Fulci, che è responsabile della Breast Unit del Policlinico Rodolico San Marco di Catania. Ci dobbiamo fermare, ci sono le previsioni meteo e poi andremo a Sanremo per sentire le nostre inviate. Ben ritrovati un aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di martedì, quando condizioni di stabilità saranno assicurate su tutta Italia, a parte qualche incertezza solo sulle Alpi più settentrionali di confine. Però attenzione alle nebbie di notte in pianura padana. Per quanto riguarda la Sicilia, tutto tranquillo, a sud ci sarà questo promontorio anticiclonico e quindi anche sulla Sicilia cielo sereno o al più poco nuvoloso, non prevediamo piogge. I venti però ancora moderati di maestrale, con mari attorno all'isola tra poco mossi e mossi. Un quadro termico un po' freddo di notte sulle aree interne, poi le massime diffusamente tra i 15 e i 18 gradi sulle località di mare. Nel corso di mercoledì non ci saranno variazioni, sarà una bella giornata sostanzialmente di sole, qualche innocuo nuvolamento di passaggio, ma appunto giornata tranquilla con anche il vento in attenuazione, così come il moto ondoso. Temperature che non subiranno sostanziali variazioni, grosso modo saranno come quelle di martedì. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo, visitando il nostro sito web. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia e adesso andiamo di nuovo a Sanremo, perché ripartiamo da Emanuela Corsi. Ci stava raccontando lei dei presentatori. Io vorrei cominciare questo collegamento con questa foto che trovate sulla stampa, che troviamo sulla stampa, insomma l'emozione di Laura Pausini, la telefonata di Fiorello. Vi auguro tante polemiche, ma adesso andiamo a Sanremo, perché chiaramente è la giornata d'esordio e allora c'è davvero una grande frenesia. Emanuela. Sì, Laura Pausini, la co-conduttrice di questo Festival di Sanremo, scelta da Carlo Conti, che non vestirà soltanto i panni di conduttore ma anche di direttore artistico. Non ci saranno soltanto loro sul palco dell'Ariston questa sera per dare il via ufficiale alla 76esima edizione della Kermesse, ma ogni sera verranno affiancati da un conduttore o una conduttrice. Questa sera è stato scelto l'attore turco molto amato in Italia, ormai conosciuto anche come il nostro nuovo Sandokan Can Yaman, ma non ci sono soltanto queste novità. Intanto, come gli altri anni, è stato allestito anche il palco alla Suzuki Village, dove ogni sera si esibirà un artista. Questa sera ci sarà Gaia, ma a proposito sempre di ospiti, di cantanti, sul palco dell'Ariston invece vedremo Tiziano Ferro. E poi ecco la novità di quest'anno, questo party boat organizzato proprio davanti a Sanremo, quindi su una nave da crociera che è ormeggiata nel porto, dove ogni sera si esibirà invece Max Pezzali. Questa è insomma una novità di quest'anno. C'è un sistema di sicurezza ampliato, c'è un sistema di sicurezza potenziato, una no-fly zone in quella che vediamo alle nostre spalle, che è la cosiddetta zona rossa di Sanremo, dove a partire insomma da questo pomeriggio ci sarà una vera e propria passerella di personaggi famosi, ma naturalmente anche di quelli che sono i protagonisti del festival, che si recheranno all'interno del teatro per le prove. Non si potrà sorvolare tutta quest'area, quindi no fly zone. C'è un sistema anche antidrone ampliato, quindi insomma quest'anno la sicurezza è stata attenzionata in maniera particolare. Emanuela. Noi dicevamo prima che sono 30, sì. Sì, Emanuela, vorrei sentire anche Veronica, anche in questo segmento di collegamento. Vorrei andare da lei. Tu facevi riferimento prima a Piazza Colombo, insomma il palco dove si esibiranno stasera i primi artisti. Lo faceva Emanuela, lo ha detto prima anche la nostra Veronica, però volevo mettere l'accento anche su quello che è l'aspetto siciliano di questo festival, il fenomeno pop, le star da talent, la Sicilia che incuriosisce Sanremo. Lì al festival in gara c'è Levante, 3 anni fa faceva La Guerriera, ora sarò diversa, lei ha detto, è la serata dei duetti, promette scintille, Toni Pitoni, la coppia Delia Serena Brancale. E vengo da te allora, Veronica.
Ma c'è anche un altro siciliano, dietro le quinte però, perché stiamo parlando di Giovanni Caccamo, che ha firmato la canzone di Patti Bravo. Quindi insomma... È ragusano e sì, anche lui si spicca in questo Sanremo. Cosa ci racconti intanto invece di questa serata che è prevista proprio in Piazza Colombo? Stasera ci sarà Gaia ad esibirsi, qui adesso stanno preparando le ultime cose per preparare ad accogliere tantissime persone, perché ogni anno si riempie di tanti fan. E c'è tantissima sicurezza, come potete vedere, dei metal detector, perché comunque è giusto che si mantenga l'ordine con tutta questa confusione. Allora facciamo così, io torno un attimo dalla nostra Emanuela Corsi, ma per un breve passaggio, abbiamo appena un altro minuto e poi prima della chiusura della trasmissione saremo di nuovo a Sanremo. Emanuela, prima ci hai detto qual è... Sì, stavamo parlando dei... Sì, vai. Stavamo parlando dei siciliani, stavamo parlando appunto dei siciliani presenti in questa edizione. Come dicevi tu, Angelo, c'è Levante in gara, ma ci sono tanti siciliani invece che parteciperanno alla serata dei duetti. Abbiamo citato Delia, Giovanni Caccamo, ma anche Giusy Ferreri, nata a Palermo, ricordiamo, poi milanese di adozione. Ci sarà anche Roy Paci, ancora Mario Biondi e poi anche il Tony Pitoni, come diceva Veronica, che è diventato virale appunto sui social, quindi saremo curiosissimi insomma per quanto riguarda la serata dei duetti che vedrà la partecipazione di tanti siciliani. Se vuoi, Angelo, ritorniamo tra poco, così vi facciamo sentire anche qualcuno dei big. Sì, prima di salutarci abbiamo un piccolo contributo che vogliamo fare sentire e dunque chiedo alla regia un contributo che è stato realizzato fra le altre cose dalla nostra Veronica proprio ieri. Sentiamo e vediamo. Della Sicilia, sono siciliano io, di Caltanissetta, quindi un bacio a tutti i miei conterranei. Un saluto a Caltanissetta, ciao! Mi hanno detto che siete bergamasche e che ogni anno venite a Sanremo con un cappello diverso. Beh, perfetto, hai detto giusto. L'anno scorso per l'esattezza avevamo dei cerchietti con tantissime note colorate. L'anno prima avevamo il cerchietto con i vinili e quest'anno abbiamo ideato questo cappello. Per la verità l'ha ideato lui, l'ha creato lui. Ah, ecco, quindi è fatto a mano. Tutto fatto a mano. Sono unici, pezzi unici. Quindi lanciate pure una moda. Certo, una moda, chissà che poi qualcuno ci segua, certo uguali non ci potranno essere, però possono prendere ispirazione. Avete un big preferito tra i 30? Allora io quest'anno vorrei vedere sul podio Arisa, che adoro. Renga, Luché, Tommaso Paradiso o Dito nella piaga, attenzione. Anelli alle mie dita, anelli alle mie dita. Allora, torniamo a Sanremo fra poco, grazie a Emanuela Corsi che vedete, grazie alla nostra Veronica Barbarino. Adesso noi ci fermiamo per pochissimo, ci colleghiamo con Lentini. Francesco Aloi, parleremo di una cosa particolare, di un'ipotesi di secessione, ma ci faremo spiegare meglio da lui e dal suo ospite di cosa si tratta. Pubblicità e dopo ancora Buongiorno Sicilia.
Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, lo ha già anticipato il tema, quello della secessione, ma andiamo a Lentini, andiamo con il nostro Francesco Loi, c'è un ospite con lui che è Enzo Nicastro, che è il portavoce di Lentini Futura. Buongiorno Francesco. Sì, ciao Angelo, buongiorno Sicilia. Dici bene, perché Lentini, almeno qualcuno, forse tutti lo scopriremo tra poco, vuole staccarsi dalla provincia di Siracusa per entrare a far parte della provincia di Catania. Dicono non ci sentiamo considerati, ci sentiamo dimenticati dalla politica e per questo è stata lanciata una proposta, o forse provocazione, di referendum per staccarsi da Siracusa. Con noi c'è il portavoce che tu hai già ben presentato. Allora, intanto buono e poi, intanto questa è l'apertura, proposta o opzione? Intanto buongiorno direttore, buongiorno a tutta la redazione. Grazie per questa possibilità che ci avete concesso per intanto spiegare cosa in realtà noi chiediamo. Ecco. Noi generalmente siamo abituati a guardare le mappe come delle semplici linee tracciate lì e poi l'evoluzione della politica, dell'economia fa il resto. In realtà quando c'è stato consegnato il progetto dell'autostrada Catania-Siracusa, in realtà non avevamo immaginato quello che questo tratto autostradale, questo collegamento importante poteva portare al nostro territorio. Ce ne siamo accorti nel 2009 quando ci è stata consegnata questa opera importantissima. E lì abbiamo visto in realtà che c'era una prospettiva di crescita economica, di sviluppo territoriale di immenso valore. E da quel momento abbiamo pensato proprio a questa idea, che non è una provocazione, ma è la constatazione dei fatti. Quindi voi ci credete veramente? Ma assolutamente, per noi anzi è fondamentale, è vitale per questo territorio. E a suo tempo addirittura creammo un eventi agribiviere, che coinvolse anche il comune di Catania, più comune di Scordia, Palagonia, Lentini, Carlentini, Francofonte, che portò questo evento a essere visitato da oltre 40.000 visitatori turisti da tutta la Sicilia e da tutta la Calabria. Che poi Angelo, per dirla tutta, qui anche il prefisso telefonico è 095, quindi Catania. Ma voi di questo ne avete un po' parlato con il sindaco metropolitano trentino? Allora, assolutamente in questa fase no, però abbiamo delle interlocuzioni importanti con associazioni che operano nel territorio catanese e devo dire anche alcuni settori vicini hanno visto di buon grado a questa proposta. Io quando ne parlavo insieme agli altri nostri collaboratori dell'associazione, vedevo a questi signori gli brillavano gli occhi, quindi è veramente un'occasione, il futuro di un territorio, ma non solo quello nostro di Lentini, Carlentini, Francofonte, ma anche quello di Catania, e questo emerge anche da eventi organizzati da Confindustria, dall'autorità portuale del Porto di Catania, quindi dove si richiede proprio l'espansione di questo territorio, perché si devono creare infrastrutture importantissime. Questo è un territorio anche molto ricco, perché qui, lo ricordiamo, si producono tantissimi agrumi, arance e non solo. È un terreno molto, molto fertile, questo un po' colpito dal maltempo nell'ultimo periodo, però che resiste sempre e forse anche attrae, perché potrebbe essere una risorsa per Catania. Quindi voi credete che proponendo questo anche alla politica catanese possa essere ben vista, insomma, questa proposta? Poi a decidere saranno i lentinesi, naturalmente. Sì, guardi, questa proposta è esattamente la stessa proposta che stanno facendo, che stanno avanzando sistemi come Confindustria. Hanno bisogno di respiro, cioè anche perché devono creare una zona diciamo di confine con questa area metropolitana, una zona anche un'oasi verde, un'oasi di coltivazione agrumicole, quindi c'è bisogno anche di ecoturismo. Perché con l'espansione del porto di Catania, perché almeno da quello che abbiamo capito sta cercando di avanzare verso la nostra direzione, e quindi per il turismo, per le navi da crociera, andiamo dell'euro.
abbiamo una risorsa che deriva dal collegamento con l'aeroporto, soprattutto del settore turistico. Si aspetta un boom di visitatori e noi siamo quella parte che in realtà mancava a Catania come area città metropolitana, quella parte ecologica, quel polmone che ha bisogno una grande metropoli. Nicastro, Angelo, insomma, sì. La candidatura c'è, a te. Sì, semplicemente abbiamo un minuto, in un minuto vorrei una risposta quanto più precisa possibile, i tempi per la realizzazione del referendum e se questo referendum poi ha bisogno di altre, diciamo, norme per poter poi essere validato e si andrà alla annessione, fra virgolette, di Lentini o anche altri territori alla città metropolitana di Catania. Direttore, guardi, ci sono due opzioni. Una è quella del referendum normale, dove si crea questo percorso, occorre raccogliere le firme, quindi il referendum e raccogliere le firme. C'è anche un percorso dove attraverso una delibera del Consiglio Comunale, approvato da 2/3 del Consiglio Comunale, può essere inviata agli enti locali della Regione per poi essere trattata a livello parlamentare. Questo nel giro di un mese. Beh, questi sono i tempi allora che ci prospetta Enzo Nicastro, portavoce di Lentini Futura. Grazie per essere stati con noi questa mattina da Lentini, una buona giornata anche a voi. Adesso Buongiorno Sicilia torna di nuovo a Sanremo e ripartiamo da Emanuela Corsi. Sempre davanti all'Ariston, al teatro Ariston, dove dicevamo che questa sera si entrerà nel vivo della 76esima edizione del Festival di Sanremo. Finalmente potremo ascoltare tutte e 30 le canzoni, perché in questa prima serata si esibiranno tutti e 30 gli artisti che partecipano appunto alla Kermesse Canora. Noi, a proposito, Angelo, ci siamo messi in moto già da qualche giorno. Siamo qui a Sanremo con Roberta Lunghi, che avete visto durante la giornata di ieri, durante le nostre trasmissioni, ma anche durante i nostri collegamenti, e abbiamo sentito uno di questi 30 artisti che partecipa, cioè 13 Pietro. Lo sentiamo subito. Prima volta sul palco dell'Ariston, come ti senti? Un bel mix di emozioni, però da sconfiggere, da affrontare, ecco, da affrontare. Nella tua canzone parli che si cade ma poi ci si rialza. Sì, io parlo del fatto che si tenta e magari si sbaglia. Cadere è funzionale, credo, al percorso, evidentemente. Se uno tenta, mettiamo che cada, gli servirà per non cadere e non farsi male la prossima volta? Diciamo che si parla un po' di vita e di provarci. Per la serata dei duetti, una canzone cantata da tuo padre, come mai non sul palco con lui? Perché porto i miei amici, porto i ragazzi con cui sono in studio tutti i giorni e sul palco anche. E diciamo che è un brano, quello, cantato da mio padre e Dalla, che sono grandi amici, sono stati grandi amici, comunque colleghi, e raccontano anche quell'unione lì, quella scelta di cantare insieme. Io voglio cantarlo insieme ai miei di amici. Quindi comunque bisogna onorare e rispettare la storia, però io lo faccio con una versione più moderna. Parliamo di Sicilia, sì. La TV che ci rappresenta. Che ricordi hai? Che ricordi ho della Sicilia? Allora, io ho un ricordo fantastico dell'ultima data che ho fatto a Catania, sotto il vulcano. È stata una data pazzesca. Ricordo di una bellissima giornata a Siracusa, sempre di un concerto che feci, ma in particolare ricordo avere girato, essere arrivata a Ortigia, che non mi aspettavo fosse... Non conoscevo proprio Ortigia, e quindi arrivare, vederla, è stato spettacolare. Dopo Sanremo ci sarà un tour che toccherà la Sicilia? Questo è il più grande augurio che mi faccio. Magari. E noi te lo facciamo pure. Ma ovvio che andiamo a suonare in Sicilia, ovvio. In bocca al lupo per questo Sanremo. Viva il lupo, viva, grazie. Grazie a te. Grazie, ciao. E allora torniamo a Sanremo da Veronica Barbarino, che ieri ha visto e ha seguito le prove e quindi ci può dare qualcosa di notizie, non dico soltanto quelle che sono le tue diciamo, preferenze, ma per quello che hai potuto magari constatare, osservare, sentire, ascoltare. Insomma,
Ci sono delle canzoni tipicamente sanremesi, ci sono delle canzoni che si discostano dal festival, ci sono delle canzoni che hanno delle peculiarità particolari? Allora, secondo me come canzoni che possiamo definire sanremesi, Spicca Risa, Sara Mattei, tutte queste canzoni molto romantiche, no? Che raccontano un Sanremo passato. Poi abbiamo visto tutte le esibizioni in scaletta, una scaletta che, se confermata, dovrebbe aprire questo festival a Risa, poi seguito da D'Argent D'Amico, con Renga, Dito nella piaga, Eddie Brock che ricordiamo al suo primo Sanremo, e poi Sara Mattei, Luchè, che per la prima volta canta in italiano e fa anche un po' strano, a dir la verità, abituati a sentirlo in napoletano, e poi 13 Pietro, che abbiamo appunto visto poc'anzi, e Sal Da Vinci, che ha una verve, un carisma che ha fatto alzare in piedi tutto l'Ariston, battere le mani e andare al ritmo. Questa sarà una canzone che molti ricorderanno, secondo me. Veronica, grazie. Adesso andiamo da Emanuela Corsi. Con lei voglio parlare del fatto che comunque questo festival celebrerà anche Pippo Baudo, che è stato il direttore artistico, il presentatore, l'uomo che ha in qualche modo trasformato il festival. Vedete l'ombra di Super Pippo sul festival, ci saranno i figli di Baudo anche in sala, insomma ci sarà un ricordo e sarà segnato questo festival proprio da Pippo Baudo. Emanuela. Sì, è il primo festival senza il nostro Pippo nazionale, sempre associato al Festival di Sanremo. C'è stato anche un ricordo commosso da parte di Carlo Conti, proprio parlando di Pippo Baudo. Pippo Baudo che ricorderemo anche noi durante le nostre produzioni. Se posso, Angelo, voglio ricordare appunto come si mette in moto la nostra macchina sanremese. Naturalmente non ci fermiamo ai collegamenti di Buongiorno Sicilia, ci saranno altri collegamenti durante il corso della nostra programmazione all'interno dei telegiornali, quindi alle 13:30 su Antenna Sicilia, alle 14 su Telecolor, e poi alle 14:30 inizierà Voci da Sanremo, questo grande contenitore dove insomma metteremo dentro tutto quello che abbiamo realizzato qui per le vie naturalmente di Sanremo, con gli artisti, con i protagonisti di questa 76esima edizione, condotto da Roberta Lunghi. Vi ricordiamo appunto che inviate a Sanremo siamo la sottoscritta Roberta Lunghi e Veronica Barbarino, che abbiamo sentito poco fa. Poi ci sarà un altro contenitore alle 17:50 su Antenna Sicilia, e poi alle 19:30 ritorneremo in diretta a reti unificate su Antenna Sicilia e Telecolor per sentire gli umori, per sentire proprio le ultime emozioni prima di salire su quel palco, sul palco dell'Ariston, per questa prima serata del festival. Vi ricordo ancora una volta che questa sera si esibiranno tutti e 30 i cantanti in gara, quindi sarà veramente una lunga nottata, sentiremo tutte le canzoni. Ci sono 3 giurie che si esprimeranno, naturalmente il televoto, il voto popolare, poi c'è una giuria della sala stampa, TV e web, e poi la giuria delle radio. Però attenzione, questa sera si esprimerà soltanto la giuria della sala stampa, TV e radio. Sceglierà le prime 5 canzoni, non saranno in ordine cronologico, però insomma già avremo modo di capire cosa piace appunto alla stampa, le 5 canzoni che sceglieranno questa sera. Dicevamo Pippo Baudo sarà presente anche nelle nostre produzioni, perché vogliamo ricordare anche noi quello che fu il fondatore della nostra emittente Antenna Sicilia, con le sue partecipazioni appunto nei festival durante naturalmente gli anni della sua carriera. Grazie allora a Emanuela Corsi da Sanremo, che ritroveremo nel corso della giornata. Grazie anche alla nostra Veronica Barbarino. A più tardi, buon lavoro dunque, una giornata come sempre faticosa quella del festival, e adesso ci concentriamo sul presentatore del festival. Grazie alle stelle, grazie a Marco Amato, c'è l'oroscopo.
buongiorno e ben trovato a Marco Amato. Parliamo di Carlo Conti che stasera comincerà la sua avventura. Per lui è un ritorno comunque al Festival di Sanremo. Marco. Ebbene sì, ben trovato Angelo e buongiorno Sicilia. Parliamo oggi proprio di un presentatore che ha stupito un po' tutti. Già dall'anno scorso, quando ha sintetizzato un po' tutte le velocità di un festival che finiva addirittura in anticipo, il bravissimo Carlo Conti, che è del segno zodiacale dei pesci. I pesci, come l'acquario, sono dei segni zodiacali che hanno molto a che fare con la musica. Peraltro oggi Luna in Gemelli, il segno zodiacale del grandissimo e inossidabile e proprio stasera dei riferimenti zodiacali che abbracciano sia la sensibilità del momento di questa kermesse sanremese che io amo tanto seguire, che chiamo la Settimana Santa. Ebbene, oggi sarà un tripudio di citazione, ma anche e soprattutto di ricordo, memoria e empatia. E proprio sono tutti dettami del segno zodiacale dei pesci, mentre i gemelli, dove oggi è la luna, è il segno della comunicazione. E chi meglio del grande Pippo Baudo ha saputo comunicare nelle sue 13 edizioni il Festival di Sanremo. Ebbene, oggi inizia comunque una delle più grandi manifestazioni comunicative della televisione italiana, per cui sarà incredibile avere una marcord di ricordi come Nettuno vuole e come Mercurio dai gemelli con la luna che lo sollecita vuole narrare di tutta quella che è stata un passato glorioso. Buon Sanremo a tutti, complimenti, buona Natale, buongiorno. Grazie a Marco Amato e noi ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa mattina. Vi vorrei fare vedere un ultimo titolo che riguarda proprio il Festival di Sanremo. Vedete, siamo sul Messaggero. Sanremo, da oggi si canta, la Meloni dice basta polemiche, questo è quello che scrive il Messaggero. E poi ancora, sempre sugli altri quotidiani che abbiamo in parte visto e in parte no, vedete qui siamo sulla Stampa, c'è un ritorno però su Tony Pitoni che ha già vinto, lo scrive Gino Castaldo, che è insomma uno delle firme più importanti nel panorama discografico nazionale. Ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia, gli appuntamenti con Voci da Sanremo 14:30 su Telecolor, alle 17:50 su Antenna Sicilia, alle 19:28 reti unificate Antenna Sicilia e Telecolor, sempre con Voci da Sanremo. A tutti la buona giornata.